Buongiorno da Adriano Nel Polesine, in particolar modo nella frazione di San Basilio, che ha celebrato la Festa della Quercia, un evento organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco di Ariano Nel Polesine. Quest'anno, come negli anni passati, per ricordare uno dei simboli iconici del nostro comune bassopolesano, la Quercia di San Basilio, affettuosamente chiamata dagli arianesi la Rovra. Questo albero, che pare avesse 500 anni, ha una storia incredibile da raccontare. Si dice che Dante stesso salì su questa quercia per ritrovare la strada smarrita durante il suo ultimo viaggio. Questa maestosa quercia, solitaria e imponente, si ergeva accanto all'argine del Po di Goro, vicino al villaggio di San Basilio. Purtroppo, il 25 giugno del 2013, questo albero secolare è crollato a terra. Per alcuni anni è rimasto lì a marcire sull'argine, ma fortunatamente alcuni volontari sono riusciti a salvare quel poco che era rimasto di questa grande pianta. In occasione del 10° anniversario di questo evento, nel comune si sono programmati degli eventi speciali, tra gli altri escursioni e visite guidate, musica, proiezioni cinematografiche, performance artistiche e letture teatrali. L'obiettivo non è solo far rivivere il ricordo della quercia, ma anche sensibilizzare i partecipanti sugli effetti dei cambiamenti climatici. Quando una grande quercia sta per morire, alcune foglie di un verde giallastro appaiono sui rami più alti. La stagione seguente, la maggior parte della corona superiore dell'albero è gialla. L'anno dopo, i rami in alto rimangono senza foglie. Dopo diverse stagioni successive, diciamo che l'albero è secco, ma per molti anni ancora lo scheletro dell'albero inaridito rimane eretto e segna il cielo col suo profilo scuro, come se nulla fosse avvenuto. Infine, marcito alla radice, inutile, la struttura greve alla sommità precipita. Frank Lloyd Wright.